Castel del Piano ha presentato il palio dedicato a Romano della Grazia 2024, Cecilia Rigacci è l'artista. Devo dire, Cecilia, finalmente il palio a Castel del Piano, una grande emozione. Grazie Marco, hai detto una parola finalmente, perché io sinceramente non ambivo a tanto, perché fare un palio è sempre un qualcosa che ti dà pregio, ti dà importanza, ti dà quelle sensazioni che in un'opera qualunque, tra virgolette, perché le opere non sono mai un qualcosa di qualunque, però il palio è un qualcosa di veramente forte, dato che è un manifesto, viene poi esibito e viene a riassumere quella che è la sostanza della festa. E dentro a ogni palio credo che ogni artista mette sempre la volontà di poter concretizzare poi almeno uno dei tanti valori che spingono sia le comunità che i pittori e gli artisti a esibire, in questo caso il capitone, ma anche la festa in sé. È vero, è un palio molto essenziale, però come tutte le cose essenziali ho voluto che ognuno di voi leggesse il suo palio, cominciare dalla la voglia, la volontà del conducente a tirare a sé il cavallo o il contrario, il cavallo che spinge il conducente verso una direzione, a finire poi all'immagine della Regina Maria che è senza volto, quindi ognuno trovi la sua spiritualità dentro a questa immagine che si vede eterea. Poi il resto parla da solo perché, come ho detto prima, è un manifesto, quindi ho voluto mettere tutto quello che la committenza, quindi il comune, mi ha indicato di mettere, e quindi la dedica alla scuola, che in questo caso ci sta veramente molto bene, perché cosa di meglio di una scuola nel seminare quelle che sono le volontà e i disegni. Io non ti nascondo che ho da sempre subito un fascino pazzesco per quanto riguarda le bitterne. E le bitterne sono strutturate esattamente così. Portano nella parte bassa, diciamo, dove sono le insegne delle competenze, poi c'è lo sviluppo, quindi il messaggio che si vuole raggiungere, e poi c'è la parte mistica che ha ispirato tutto quanto. Diciamo che mi viene del tutto naturale a scrivere delle opere con questa tempistica e con questa campitura. E pertanto ecco, parla da sola.